Eder, Mech, Pallister. Oggi ho ricevuto un post di una persona che commentava Gabriella Marano scrivendo delle cose molto poco carine verso Sterpin. Queste cose hanno girato e dopo un po' di tempo si è deciso che era meglio pubblicarle in modo che la gente potesse essere messa al corrente delle corbellerie che vengono scritte su internet e che vengono comunque rivolte a personaggi ufficiali, quale in questo caso è la dottoressa Marano. Naturalmente adesso proponiamo la replica di Claudio Sterpin a queste accuse, diciamo piuttosto farneticanti. Ciao Eder, ciao. Allora, lungi da me criticare qualsiasi, diceria che possa essere detta nei miei confronti a scapito di quello che io ho dichiarato da subito, cioè io mi sono esposto in questo, a livello mediatico, soprattutto per ribattere le bugie e le fandonie che raccontava Sebastiano all'inizio della storia, cioè i primi mesi del 22, per dire. E comunque per scrivere qualcosa non è giusto e logico che venga scritto, e l'ultima cosa proprio da te, che Liliana è venuta a fare un idromassaggio in casa mia nel gennaio del 22, quando mia moglie non era ancora sepolta. Liliana ha messo piede per la primissima volta in casa mia nel settembre di quel 22, cioè 8-9 mesi dopo, motivo per il quale era impensabile, impossibile che 8 mesi prima venisse a casa mia a fare un idromassaggio, per capirci. E non ci siamo cominciati a frequentare prima del settembre di quel 22, quando loro sono rientrati e lei era determinata assolutamente di fare quello che noi si intendeva fare. Erano appena rientrati dalle ferie in Grecia, ferie di una sola settimana anziché 2, solamente perché era già prenotato tutto, ma le hanno fatto dimezzate, motivo per cui non è accettabile che venga detto o scritto. Ci sono troppi sciacalli che girano attorno a questa storia, purtroppo, ma non posso accettare che vengano scritte o dette delle cose che non rispondono per niente alla verità, ed è dimostrabile. Lei non può essere venuta a fare un idromassaggio in casa mia nel gennaio o febbraio, comunque i primi mesi di quel 22, di quel 21, anzi scusa, 2021, ecco, ho saltato di un anno. Mia moglie è morta nel dicembre, 16 dicembre 20, è stata sepolta nel 21 in gennaio, e noi abbiamo cominciato a frequentarci assiduamente nel settembre di quell'anno, cioè al loro ritorno dalle ferie in Grecia, settembre 2021, per dire. E in pochi mesi, in 2 mesi, in un paio di mesi, siamo arrivati alle nostre decisioni, perché lei era pronta ad abbandonare il marito già da tempo, ma non aveva una strada, me l'aveva detto anche. Dice: io me ne andrei da casa, ma dove vado? La casa è mia e quella è la mia casa, cioè come faccio, per capirci? Questo era le nostre intenzioni sacrosante, senza tema di smentita, e lei non vedeva veramente l'ora di poter sbandierare al mondo la nostra decisione, la nostra unione nei confronti e delle amiche più care e delle colleghe e soprattutto dei parenti stretti, dal fratello e la nipote in su e in giù, per capirci. Questa è la realtà, senza tema di smentita. Tutti gli altri possono dire e scrivere quello che vogliono, ma sono mere fantasie, perché ognuno si fa le proprie. Io sono andato 3 volte in questura a fare deposizioni, la prima di mia volontà il giorno 15 di quel dicembre, il giorno dopo la sua scomparsa. Ecco, mi hanno richiamato altre 2 volte, il 28 mi sembra di quel dicembre e il 5 gennaio di mattina. Eccolo, è stata una combinazione, perché quel giorno è stata ritrovata, e io non ho mai dichiarato, come mi è stato messo in bocca, che
andate a cercarla là. L'andate a cercarla là non esiste. Io ho solo che precisato i posti dove io sapevo che loro assieme, loro due, Liliana e suo marito, andavano a passeggiare, a camminare, a fare fotografie, a passare il tempo, ed era la nostra costiera, la riviera di Barcula, l'ho già detto, Cittànova, vicino a Cittànova c'è un posto dove era ammesso il nudismo anche, e basta. E il Boschetto mi aveva detto più volte che nel Boschetto era andata più volte e al Roseto, ha un sacco di fotografie fattele da Sebastiano in quel Roseto, a meno di 100 metri da dove è stata depositata, e un paio di volte era andata con Salvo e Gabriella con i cagnetti, dei quali Liliana era innamoratissima di tutti i due cagnetti, le cagnette anzi che hanno. Per cui questa è la verità sacrosanta, io l'ho già detta, ribadita e riribadita, la potrò dire in eterno in punto di morte, perché non ce ne sono altre di verità. Liliana, noi ci siamo rivisti dopo tempo parlati, come ho già detto, ci siamo parlati in cimitero, in una visita che abbiamo fatto ai rispettivi parenti. Ci vedevamo comunque, ma di parlare, di invitarla io, anzi di offrirsi lei esattamente, come ho già detto, di venire saltuariamente in casa mia per stirarmi qualche camicia, che erano un paio le camicie, come ho già detto, le camicie che avevano bisogno di essere stirate un poco meglio erano esclusivamente la bianca, manica corta e lunga che ho, che sono quelle da cerimonia, che le metterò mezza dozzina di volte all'anno, per capirci. Questa è la realtà. Ecco, non vorrei che si continuasse a raccontare storie che non esistono. Tutto il resto è inventato dai soliti sciacalli, che l'importante è parlarne dicendo, inventando o immaginando cose che sono assolutamente fuori dalla realtà e dal vero. Questa è la verità. E io sono pronto a ribadirla e a dimostrare, è quella che io ho detto più volte in questure, i primi tempi, ed è una, punto. Speriamo che emerga. Ciao di nuovo. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.